Grazie. Allora, innanzitutto io ogni volta, ormai Piazza Tola per noi è un appuntamento annuale, veniamo sempre qua con la pioggia, col vento, quest'anno il tempo ci ha assistito. Allora, la Sardegna dimostra di avere qualcosa in più delle altre regioni d'Italia o del resto d'Italia, perché in tanti anni abbiamo sempre lavorato molto bene tra varie associazioni, ciascuno col proprio percorso, con le proprie premesse. A Sassari con Diritti al Cuore quest'anno, a Cagliari con la Quiresima come l'anno scorso anche quest'anno, e quest'anno però insieme la Sardegna è ancora più unita perché è riuscita e riuscirà il 29 giugno a fare un unico corteo regionale, il primo Pride Sardegna, Pride dell'intera regione. È la prima volta che succede, l'anno scorso il primo Pride in Sardegna, quest'anno il primo Pride della Sardegna. Quindi ragazzi dobbiamo essere tutti quanti a Cagliari, tutti uniti il 29 giugno, perché l'anno prossimo si fa a Sassari il Pride, è vero Massimo? Non vi sento! Più Carraju! Gli onori e gli oleri di fare un Pride è questo, che un anno lo facciamo a Cagliari e poi basta. Chi è? Allora, voglio dire giusto questo, Quiresima, Pride sono delle esperienze meravigliose, sono completamente autofinanziate per quanto riguarda Cagliari e insomma penso anche per altre associazioni, e proprio per questa ragione noi facciamo per autofinanziarci la raccolta delle tessere, la vendita delle magliette che trovate lì, la vendita delle spillette che sono quasi finite e poi anche delle feste di autofinanziamento appunto. Una è quella che facciamo sabato 15, vero? Sabato prossimo a Cagliari ci sarà la festa dedicata al compleanno di Raffaella Carrà, l'icona, l'unica, la mitica e vorrei sentire del Carraju. Wow! Per Raffaella, per i diritti, grazie a tutte le associazioni noi riusciamo ad autofinanziare quello che facciamo, lo facciamo per i diritti, lo facciamo per insegnare alle persone che discutere, capirsi è il modo per andare contro l'omofobia, contro la paura del diverso. Non siamo diversi, ricordiamocelo sempre, siamo solamente un pochettino più simpatici magari, o solamente un pochino più coraggiosi, dipende. Ricordatevi comunque, sabato prossimo al Deluxe a Cagliari, festa di autofinanziamento dell'ARC per il primo Pride Sardegna. Carraju in onore di Raffaella. Potete anche prendere il biglietto, anche se non vedete non fa niente. Abbiamo i biglietti, abbiamo le prevendite, 10 euro in prevendita che vanno a finanziare il Pride, lo Grazie. giuro, lo prometto. Ci vediamo a Cagliari. Grazie a tutte e a tutti. E ricordatevi una cosa, l'omofobia come tutti i tipi di violenza, la violenza non è un atto, è un'attitudine e si combatte con la cultura del rispetto e con la cultura in generale. Grazie. Allora grazie a Stefano e Carlo per il Sardegna Pride che vede la partecipazione anche del movimento omosessuale sardo come di altre associazioni. Allora gli interventi sono finiti, io in realtà dovrei ringraziare tutte le associazioni e i gruppi che hanno aderito a Diritti al Cuore, ma sono talmente numerosi che ve li potete leggere sul volantino e quindi io darei l'avvio allo spettacolo, concerto, happening, chiamatelo come volete, e quindi introduco le nostre fantastiche drag, la trave nell'occhio, Tremenda Callene, Darla Fracci, un applauso!